Valsugana, nello scontro frontale tra la sua auto ed un tir ha perso la vita una donna di 46 anni di Borso del Grappa e quello appena trascorso è stato un weekend di sangue in Veneto, un morto e 3 feriti. Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione dei 4 imputati per la tragedia del Molinetto di Refrontolo, che parlano anche di imprudenza dei partecipanti rimasti nel capannone nonostante l'allagamento. Frode ed evasione fiscale, la Guardia di Finanza sequestra beni per 300.000 euro, 3 denunciati nei guai aziende veronesi operanti nel settore dell'agricoltura biologica. Il presidente della regione Zaia ha convocato per domani la consulta per l'autonomia all'ordine del giorno, un aggiornamento sullo stato del percorso per l'autonomia differenziata. Denunciati per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale sotto il ponte di Calatrava. Davanti agli attoniti turisti sono stati denunciati 2 giovani. Carnevale di Venezia, in 20.000 in volo per Arianna Fontana dal campanile di San Marco per Cortina Milano 2026. Buona giornata e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli: incidente mortale sulla Valsugana che conferma la sua pericolosità in uno snodo viabilistico fondamentale tra Veneto e Trentino Alto Adige. Questa mattina nello schianto tra la sua auto ed un tir ha perso la vita una donna di Borso del Grappa. Sentiamo. Ancora una volta la Valsugana, ancora un lutto, ancora una volta una strada bloccata per ore. Il dolore si somma ai danni per le mattinate perse, per l'economia locale, per il trasferimento di merci e di persone. Dire l'ennesima mattinata da incubo non è retorica, perché qui il termine ennesima è di per sé una notizia. Quindi la settimana nera ennesima della statale 47 inizia alle 7 di lunedì mattina, quando i mezzi di soccorso devono partire in sirena per uno scontro frontale a Merlo, una località di San Nazario. Qui si erano appena scontrati frontalmente un'utilitaria con un mezzo pesante, impatto violento che non ha lasciato alcuna possibilità ad una signora di 46 anni residente a Borso del Grappa. Era a fine del suo turno di notte. Non è difficile pensare che questo abbia influito sulla dinamica dell'incidente, circostanza che verrà naturalmente verificata solo dalle indagini. Operazioni di soccorso che sono andate avanti per ore da parte di SUEM, Vigili del Fuoco, così come i necessari rilievi da parte della Polizia Stradale. Tutto bloccato, con la Polizia Locale a cercare di arginare i gravi problemi di viabilità. Ancora una volta sul banco degli imputati non può che esserci la grande acclarata pericolosità della Valsugana, che ha avuto in queste settimane l'evento simbolo nel gigantesco incidente di gennaio dovuto alla strada ghiacciata, incidente per cui sono stati disposti accertamenti tecnici e anche giudiziari che dovranno stabilire se l'incidente fu solo un capriccio del destino. Si muove qualcosa a proposito di sicurezza della Valsugana o siamo a bocce ferme? Si muove qualcosa dal punto di vista formale, nel senso che sono stati assegnati questi 8 milioni di euro ad ANAS per la progettazione e l'ammodernamento di questo tratto. Dire che si muove qualcosa è quasi offensivo per la nostra popolazione, per l'incolumità pubblica, perché la risoluzione di questo problema si protrae da 40 anni, quindi la gente, gli amministratori, io credo che tutti noi siamo stanchi di aspettare, anche perché c'è la spada di Damocle del completamento della Pedemontana che apporterà maggior traffico in una situazione in cui ci sono dei centri abitati che stanno diventando un vero e proprio cimitero. E quello appena trascorso è stato un weekend di sangue sulle strade del Veneto. Sabato sera a Pradipozzo di Portogruaro un anziano di 80 anni ha perso la vita, un'altra persona è rimasta ferita in un grave incidente stradale. Lo scontro tra 2 auto è avvenuto in via Treviso, sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto rovesciata l'uomo rimasto ferito. Si tratta di un altro anziano del posto. Purtroppo per l'80enne che era alla guida non c'è stato nulla da fare. Ed un altro grave incidente si è verificato ieri sera lungo la statale del Santo nel Padovano. 3 persone sono rimaste ferite.
Grave incidente domenica sera verso le 19:30 lungo la statale del Santo all'altezza di Campo San Piero. A scontrarsi, probabilmente per un sorpasso azzardato, un Alfa Mito e una Ford Fiesta. Quest'ultima, nell'impatto, ha carambolato fino a cappottarsi. Alcuni automobilisti in transito hanno prestato i primi soccorsi fino all'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. 3 i feriti che sono stati portati all'ospedale di Campo San Piero. Sul posto anche i carabinieri che hanno bloccato il traffico per svolgere i rilievi del sinistro. La cronaca giudiziaria ora perché sono state depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione per i 4 imputati per la tragedia del Molinetto della Croda a Refrontolo, motivazioni che parlano anche di imprudenza dei partecipanti. Sentiamo. L'imprevedibilità di un evento atmosferico eccezionale, ma anche l'imprudenza di chi non lasciò lo stand della festa degli Omi malgrado l'acqua continuasse a salire. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione dei 4 imputati per la tragedia del Molinetto della Croda a Refrontolo il 2 agosto 2014, tra i quali il presidente della Proloco Walter Scapol, il giudice trevigiano Angelo Mascolo attribuisce un peso significativo anche alla sottovalutazione del rischio da parte dei partecipanti alla cena quel sabato sera d'estate, che avrebbe fatto rescindere in modo totale il nesso causale tra i fatti di cui sono stati accusati gli imputati e la tragedia. Lo dimostrano foto, video di chi in piedi su panche e tavoli continuava a scherzare invece di andarsene. Non vi erano ostacoli di nessun tipo al loro doveroso allontanamento, scrive Mascolo, perché l'acqua raggiungesse un livello pericoloso, ci è voluto più di mezz'ora. Il giudice definisce un istinto naturale quello di andare in cerca di cause ed eventuali responsabilità, riferendosi alle famiglie delle vittime, ma in questo caso, aggiunge, è impossibile, poco generoso, scrive anzi Mascolo, coinvolgere persone che nulla potevano fare per evitare l'evento. La perizia su cui il magistrato basa le valutazioni afferma che quell'evento meteorologico era imprevedibile per diversi motivi. Questo tuttavia non esenta da critiche il piano di emergenza del comune di Refrontolo, che malgrado l'area del Molinetto fosse già stata teatro di inondazioni in passato, non veniva in quell'epoca individuata come zona a rischio. Ancora cronaca, 2 provvedimenti di sequestro preventivo per 300.000 euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Verona nei confronti di 2 società scaligere operanti nel settore del commercio all'ingrosso di cereali, coinvolti in un'inchiesta di evasione e frode fiscale. 3 persone, una coppia ed il rappresentante legale di una delle società sono state denunciate per dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti fittizi ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nello specifico la società aveva venduto lino, grano, farro e soia certificati come biologici ma in realtà ottenuti tramite metodo di coltivazione convenzionale, dunque con l'utilizzo di fitofarmaci il cui impiego è vietato nell'agricoltura biologica. I 2 coniugi sarebbero riusciti a celare l'effettivo impiego di questi fitofarmaci appunto mediante l'approvvigionamento in nero di queste sostanze da parte di una società terza attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti. La cronaca ora ci porta a Camisano Vicentino Boato. Nella notte ignoti hanno fatto saltare un bancomat. Sentiamo. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Ancora un colpo ai bancomat, questa volta i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della Volksbank di Piazzale Pio X e siamo a Camisano Vicentino. Attorno alle 4:30 un botto tremendo, i soliti ignoti hanno introdotto materiale esplosivo nella bocca del bancomat facendolo deflagrare. Sono riusciti ad arrappare tutto il denaro contenuto e poi paressero scappati a bordo di un'automobile. Ancora da quantificare quanti soldi siano riusciti a rubare. Sul posto i carabinieri di Camisano Vicentino assieme a quelli della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e della stazione di Longare. Senz'altro in aiuto alle indagini saranno le immagini delle telecamere della videosorveglianza poste all'esterno della filiale dell'Istituto di Credito. Per il momento è tutto, maggiori ragguagli nelle edizioni serali del nostro telegiornale. Cedo la linea allo studio.
Ecco, grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento. E proprio poco fa si è appreso che lo sportello Bancomat ha fatto esplodere appunto nella notte a Camisano Vicentino, era vuoto, per cui i ladri alla fine se ne sono andati a mani vuote. La cronaca adesso da Rovigo: ubriaco tenta di baciare la barista, arrestato nel Rodigino per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un uomo di 54 anni in evidente stato di ebbrezza che è entrato ieri sera in un bar sulla Transpolesana manifestando particolari attenzioni ad una giovane barista. Approfittando dell'assenza di altri clienti, l'uomo, uno straniero, ha tentato appunto di baciare la mano della donna, poi l'ha stretta a sé tentando di palpeggiarla e di baciarla sulla bocca. La donna è riuscita fortunatamente a svincolarsi, si è rifugiata in auto da dove ha chiamato il 112. I carabinieri arrivati sul posto con non poche difficoltà sono riusciti ad immobilizzare l'uomo di nazionalità lituana e l'hanno arrestato. La politica ora: il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha convocato per domani mattina alle 10 a Venezia la consulta del Veneto per l'autonomia. All'ordine del giorno dell'organismo un aggiornamento complessivo sullo stato del percorso per l'acquisizione dell'autonomia differenziata e sulla proposta di intesa con il governo. Della consulta fanno parte tutte le rappresentanze della società veneta, gli enti locali, le associazioni imprenditoriali ed economiche, il mondo della cooperazione, i sindacati, i rappresentanti del terzo settore e le università. Ed ancora con la politica, perché ieri si sono tenute anche in Veneto le primarie del Partito Democratico che hanno visto appunto anche nella nostra regione la vittoria del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. Noi siamo stati ieri a Treviso per sentire dal vivo i commenti di attivisti ed elettori. Sentiamo. Quanta gente è arrivata qua? Circa 1 migliaio di persone nel giro di 2 ore, 2 ore e mezza. E questo è il segnale che il Partito Democratico a Treviso e nella Marca è più vivo che mai. E queste code dal mattino sia in Piazza dei Signori che negli altri seggi allestiti un po' ovunque nella Marca danno nuova forza al centro-sinistra trevigiano. Oltre 13.000 i votanti, qualche centinaio in più rispetto alle ultime primarie del 2017. Maggioranza schiacciante per Zingaretti con il 68%, seguito da Martina con poco più del 18% ed infine Giachetti con il 12%. Ma è la voglia di cambiamento che gli elettori hanno voluto esprimere in maggioranza con questo voto. Posso chiedere perché è venuto a votare? No. Perché è venuto a votare? Perché è ora di cambiarla questa situazione. Per dare un'alternativa a questo paese, a questo governo. Abbiamo bisogno di un'opposizione, abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo bisogno di una nuova sinistra, di qualcuno che contrasti questo dilagare di un governo assolutamente populista. Seggi contornati di polemiche, quello in Piazza dei Signori con la visita dei vigili per i cartelli e quelli criticati dalla Lega come Roncade perché allestiti nelle sale consigliari. Voto per cambiare questo PD. Tutte e due. Il PD era una buona idea, non ha funzionato come doveva funzionare, si può cambiare. Il partito è da rimettere in forma e credo che attraverso uno spirito di squadra, di unità, riusciamo a farcela. Un successo comunque le primarie, addirittura inatteso dagli stessi attivisti. Questa mattina abbiamo fatto fatica a dare le schede per il voto. È vero che siete tornati perché le avete finite? Abbiamo finito le schede, abbiamo dovuto stamparne di nuove perché non potevamo più fare in modo che la gente votasse. Una voglia di partecipazione che ha contagiato anche i turisti presenti in città. Penso sia necessario votare per queste cose qui, è democrazia, che non devono essere i partiti a decidere i premier, ma adesso i cittadini. Senta, ma cambiare il partito o cambiare l'Italia? Il partito dovrebbe cambiare l'Italia. Caborra in Veneto, attesa ad Eraclea per il Consiglio Comunale straordinario che si terrà questa sera. Ci aggiorna quindi al telefono da Eraclea Filippo Fois. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. In realtà quello che è in programma oggi a Eraclea è un consiglio ordinario che era già stato fissato, tant'è vero che i primi punti all'ordine del giorno saranno l'approvazione di precedenti verbali e una variazione di bilancio, però naturalmente come hai annunciato tu l'attesa è massima perché il vice sindaco Graziano Teto dovrà anche riferire sulla sospensione dell'incarico al sindaco Mirko Mestre, che è stato arrestato nel corso di un blitz di Guardia di Finanza e di Polizia per voto di scambio con la Camorra. Questo avveniva il 19 febbraio. Il sindaco ha fatto protocollare le sue dimissioni dalla moglie il venerdì scorso. Cosa succederà durante questo consiglio comunale? I consiglieri di opposizione hanno già comunicato che presenteranno le loro dimissioni. Non sono sufficienti per far cadere il consiglio comunale, c'è bisogno anche di dimissioni da parte di consiglieri della maggioranza, i quali però a loro volta hanno fatto sapere, la lista è Eraclea si cambia, quella che sostiene la maggioranza, che non si dimetteranno. Si tratta di una votazione che di un atto che ha più che altro un significato politico, nel senso che il sindaco, come detto, ha presentato le dimissioni. Questo comporta automaticamente la caduta del Consiglio Comunale. Il sindaco ha ancora 20 giorni per poterle ritirare. Se non le ritira il Consiglio Comunale decade automaticamente, per cui quella a cui si assisterà, insomma, sono delle prese di posizione politiche su quello che sta accadendo da qualche settimana a Eraclea. Come detto l'appuntamento è per le ore 19, per ora da Eraclea è tutto, perché siamo la linea. Grazie a Filippo Fois per questo collegamento. Naturalmente questa sera seguiremo in diretta con dei collegamenti l'andamento di questo consiglio comunale appunto ad Eraclea dopo l'inchiesta sulla Camorra in Veneto che ha portato all'arresto del sindaco Mirko Mestre. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Padova, scopre una baby ladra in casa e viene aggredito, è stata arrestata una nomade 17enne. Sentiamo. Aggredito da una ladra minorenne sorpresa in casa a rubare. La vicenda è avvenuta sabato sera quando padre e figlio, rientrando nella loro abitazione di via Foscola a Maserà per cena, hanno notato una finestra in frantumi. Il figlio 45enne, salito al piano superiore, ha scoperto la ladra, una 17enne rom, che non ha esitato ad aggredirlo lanciando piatti e oggetti di ceramica e prendendola a calci e schiaffi. Una colluttazione violenta fermata solo dall'arrivo dei carabinieri di Albignasego, che sono riusciti a bloccare la baby ladra e ad arrestarla. La vittima ferita invece è stata portata in pronto soccorso con un trauma alla spalla destra, contusioni ed escoriazioni su tutto il corpo. I militari hanno sequestrato tra i cocci degli oggetti distrutti dalla furia della ladra tutti gli arnesi del mestiere, un cacciavite e un paio di guanti persi dalla 17enne durante la colluttazione. Stanno indagando per capire se sia la responsabile di altri furti avvenuti in zona. Offerta in chiesa con un bigliettino che specificava solo per italiani, ribatte il parroco, se la può riprendere, accade a Mira. Ci aggiorna al telefono Ilaria Marchiori, buongiorno. Buongiorno da Mira. Una persona ha lasciato una busta con un'offerta in chiesa per i poveri, accompagnandola però con l'invito a darla agli italiani in primis e gli stranieri per ultimi. E così il parroco, Don Gino Cicuto, che è a capo della collaborazione pastorale di San Nicolò e San Marco a Mira, l'ha invitato a riprendersela perché questi, ha detto, sono slogan che non hanno niente a che fare con la fede. È stato proprio Don Gino a raccontare l'episodio sul foglio parrocchiale. Quanto era scritto sulla busta si legge: mi ha profondamente amareggiato e umiliato. Pro anziani malati al freddo o alla fame, italiani da sempre in primis, gli stranieri per ultimi. Queste parole ripropongono slogan che siamo abituati a sentire, continua il parroco, ma non hanno niente a che fare con la fede e la vita cristiana, che considera i più poveri tra i primi senza guardare il colore della pelle o la provenienza. Secondo Don Gino, la persona che ha scritto queste parole deve interrogarsi seriamente sul suo essere cristiano e, se non è d'accordo su quello che è la vera carità, può passare per la canonica e riprendersi la sua offerta. Eventualmente può consegnarla a chi la pensa come lui, conclude, ma non deporla davanti al Signore. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio.
Notte hard sotto il ponte di Calatrava a Venezia, non li ha fermati il freddo, la scomodità del luogo e neppure il fatto di essere osservati da decine di turisti, per non parlare della presenza degli agenti della polizia locale che, ricce trasmittenti alla mano, hanno assistito all'esibizione. Una coppia di 36 anni veneto è stata denunciata per atti osceni dopo essere stata sorpresa a consumare un rapporto sessuale sotto il ponte di Calatrava a Venezia. Tutto è accaduto sabato notte, come testimonia il video, l'avete visto poco fa, che gira di cellulare in cellulare tra appunto decine di veneziani. Ad essere colta in questo impeto di irrefrenabile passione amorosa non una coppia di turisti ma una coppia di veneti, veneziana lei, padovano lui, complice forse la voglia di trasgressione dei giorni del carnevale o più probabilmente qualche bicchiere di troppo. I due hanno pensato di appartarsi sotto il ponte della Costituzione. Alla fine entrambi sono stati denunciati dalla polizia locale per atti osceni in luogo pubblico. Torniamo ora a parlare della vicenda del piccolo Joe. Quello di sabato è stato un pomeriggio davvero carico di emozioni per questo bimbo che ha potuto giocare a calcio con i pulcini del Piazzola. Vai Danny, vai Danny. Beh, non solo domenica scorsa ha dato il calcio d'inizio alla partita al Mercante, ma sta già provando i primi calci in gruppo. Una gioia vedere il nostro Joe giocare con i bimbi al suo sport preferito, il pallone, e pensare che tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità di questi ragazzini che, dopo aver conosciuto la sua storia, hanno voluto coinvolgere il nostro piccolo guerriero in uno dei loro allenamenti nel campo di Piazzola. Giovanni si sta divertendo un sacco, gli piace un sacco e speriamo che continui anche a piacergli. Abbiamo pensato che questa fosse la cornice migliore per avere con noi anche Giovanni, che è un bambino anche lui, voglioso di giocare a calcio e con la speranza che un giorno possa arrivare anche a questo. Un appello che anche questi giovanissimi calciatori hanno accolto e sposato sin da subito, e continua la vostra corsa alla solidarietà. Siamo a quota 133.000 euro, una goccia dopo l'altra per arrivare al mare dei 400.000, la cifra da raggiungere per l'operazione da fare in Florida, che permetterà al piccolo Joe di correre, giocare e camminare come gli altri bambini. Lui, che seppur piccino con i suoi 2 anni e poco più, ha già realizzato il più grande gol, facendo rete nei cuori di tutti voi telespettatori. L'inquinamento della pianura padana visto dalle prealpi, inquinamento sia luminoso che atmosferico, testimoniato da una guida ambientale. È stato il fine settimana dedicato a Mi illumino di meno alla campagna di sensibilizzazione contro l'inquinamento luminoso. Forse l'osservatorio ideale per comprendere l'impatto delle luci sull'ambiente è il grande balcone della prima fascia prealpina, che rappresenta una sorta di belvedere della sottostante pianura padana. Guardare la pianura dalle prealpi lombarde e venete, come per esempio dall'Altipiano o dal Grappa, con gli occhi di una guida ambientale offre veramente un differente punto di vista. Siamo qui stasera per vedere l'illuminazione della pianura e comunque il problema dell'inquinamento luminoso che ha la pianura di notte. È un fenomeno impattante soprattutto per gli animali notturni, quelli che appunto escono di notte per cacciare, per vivere, per procurarsi cibo. Quella fascia di nebbia color tramonto permarrà per tutta la sera, non è che si estingue come appunto il tramonto che dura mezz'ora, un'ora. Quello è un problema grande. Noi siamo qui per sensibilizzare, siamo qui con alcuni sostenitori di questa campagna Mi illumino di meno, per sensibilizzare le persone a questo problema. Che tipo di luce stiamo utilizzando nelle nostre abitazioni, nei nostri comuni? Cerchiamo di utilizzarne che puntino verso il basso, così animali, per esempio rapaci notturni, sono meno infastiditi, possono uscire a cacciare
e non allontanarsi dalle nostre città e ritornare a vivere. Inquinamento luminoso che illumina soprattutto l'inquinamento atmosferico, che si vede purtroppo anche di notte. Il Carnevale di Venezia, ora un'aquila pattinatrice di short track immancabilmente vestita di ghiaccio a ricordare la sua specialità olimpica, è scesa dal campanile di San Marco e nel suo volo sopra la piazza la campionessa Arianna Fontana ha sventolato la bandiera della candidatura di Cortina Milano alle Olimpiadi 2026. Assente Fedez, che ha dato forfè nelle scorse ore, la discesa acrobatica nel cuore di Venezia è stata affidata alla sportiva olimpica, che non ha tradito le attese in una piazza stracolma di turisti. Dedichiamo questo volo, ha spiegato dal palco il sindaco di Venezia Brugnaro, alla candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Ad assistere all'evento, secondo i dati forniti dalla polizia locale, c'erano circa 20.000 persone. Ed è tutto per questa prima edizione dedicata al Veneto, alle notizie del Veneto dai telegiornali di Antenna 3. Vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione. Questa sera, subito dopo i TG, ospite a 20:10 sarà il sindaco di Treviso, Mario Conte. Poi, come ogni lunedì, a partire dalle 21:15 torna Ring. Ospiti tra gli altri di Alessandro Avarino. Questa sera l'onorevole Alessandro Zan del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega e l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. È tutto dunque per questa edizione, come sempre ci salutiamo dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci e buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Tempo in prevalenza stabile ma con qualche piovasco. Vediamo dove. Sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile, tuttavia il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto. Non è da escludere qualche isolato fenomeno sui settori montuosi. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime molto miti, comprese invece tra 9 e 17 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà spesso nuvoloso al mattino, ma tempo in genere asciutto e stabile. Col passare delle ore sarà possibile qualche piovasco sull'Udinese e dentro sera anche sul resto della regione. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime comunque gradevoli, comprese tra 11 e 16 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà bel tempo, dal pomeriggio nuvolosità in aumento e non si esclude qualche piovasco, specie sui settori meridionali della regione. Locali nevicate saranno possibili sui confini alpini. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime piacevoli tra 16 e 17 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.